Anche a Pordenone nelle scorse ore l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile ha causato disagi in tutta la provincia con la caduta di alberi e strade bloccate a causa di forti raffiche di vento. In totale sono stati oltre 25 gli interventi d'emergenza in tutta la provincia. Il punto di massima criticità è stato registrato sul Monte Rest, dove le raffiche di vento hanno toccato i 147 km/h. Sebbene inizialmente per un guasto tecnico i sensori avessero segnalato un dato record di oltre 200 km/h, successivamente rettificato dalla Protezione Civile. A Castelnuovo del Friuli la situazione più critica si è registrata sull'ex strada provinciale 22, inizialmente dai vigili del fuoco nel tratto compreso tra il bivio Celante e il bivio Martiners, a causa della caduta di un grosso albero sulla carreggiata successivamente ripristinata. La viabilità è rimasta comunque garantita attraverso le deviazioni per Celante verso Manazzor, Spinzano al Tagliamento e Clauzzetto, dove è anche saltata la corrente per diverse ore. Disagi pesanti si sono verificati anche a Borgata Braida, dove un albero si è abbattuto sui fili elettrici interrompendo l'erogazione dell'energia per tutta la mattinata. Problemi simili sono stati segnalati in Val d'Arzino tra via Carluzzo e Pielungo, dove le utenze sono rimaste isolate a lungo. Nel comune di Brugnera il sindaco è dovuto intervenire con un'ordinanza specifica per il parco di Villa Varda, dove il vento ha abbattuto diverse piante nei 18 ettari dell'area verde. La forestale regionale e gli operai comunali sono attualmente impegnati nelle manutenzioni straordinarie con l'obiettivo di ripristinare la sicurezza e riaprire il parco entro il mezzogiorno di domani. Anche nei centri abitati la forza delle correnti ha creato scompiglio rovesciando numerosi bidoni dei rifiuti stradali, fortunatamente senza alcun danno a persone o strutture. Nella zona industriale di Maniago un semaforo è rimasto storto a causa delle forti raffiche di vento. In via Portogruaro si è registrato il cedimento di un palo della corrente, mentre nel tratto tra Meduno, Spilimbergo e Maniago si segnalano cadute di sassi e alberi che hanno rallentato il traffico. Uno scenario che si completa anche con il ritorno della neve sulla località di Piancavallo.